Città metropolitana, provvedimento incostituzionale, addirittura aberrante per il governatore del Veneto Luca Zaia. La regione ha presentato ricorso impugnando la legge del Rio davanti alla consulta, mettendo così in discussione anche la futura triangolazione tra Venezia, Padova e Treviso. Il rischio per Zaia è che si imponga all'intero territorio l'amministrazione e le scelte di un sindaco metropolitano voluto solo dai veneziani. Pronta la risposta del primo cittadino di Treviso, Giovanni Manildo, posizione antistorica, dice quella della regione. Dal punto di vista politico mi sembra che sia tirare il freno a mano su un'evoluzione che è inevitabile, è ineluttabile per tutti. Ecco, sarebbe antipatico una battuta d'arresto politica su questo processo, invece io penso che sia importante andare avanti per cogliere le opportunità che le aree metropolitane hanno. Per Manildo il ruolo di Palazzo Balbi in questo scenario dovrebbe essere un altro. La Regione dovrebbe essere un facilitatore di questi processi e magari invece che fermare il processo dell'area metropolitana potrebbe pensare in modo serio, invece che all'indipendenza del Veneto, magari a delle relazioni del Veneto con il Friuli o delle relazioni del Veneto col Trentino, quindi a una riforma istituzionale che veramente interpreti il bisogno anche che il nostro territorio ha.